E quanta gente ci sta? Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora al CSM lottizzavano perfino il ristorante, perfino i tavoli della buvette. È il passaggio più indicativo, più paradigmatico, più spaesante, diciamo, di una preziosissima intervista che c'è oggi sulla Verità a Nicolò Zanon, costituzionalista, ex vicepresidente della Consulta, presidente del Comitato per il sì al referendum sulla giustizia. Una persona non per bene, per benissimo, per chiunque, probabilmente Nicola Gratteri a parte. Ora nell'intervista l'intervista è una miniera di ragionamenti giuridici, ragionamenti costituzionali, profondi argomenti e profonde chiavi contenutistiche che permettono di capire perché è proprio il caso di votare sì e di far fare un avanzamento al nostro sistema della giustizia verso i canoni delle democrazie avanzate. Però l'aneddoto, ma non l'aneddoto, la scena, ma non la scena, davvero la fotografia paradigmatica di quello di cui stiamo parlando sta in questo ricordo di Zanon, per cui Federico Novella della Verità gli chiede: da ex membro del CSM ha toccato con mano questo potere correntizio? Risposta: ricordo alcune prassi divertenti. C'era una buvetta all'ultimo piano del Palazzo dei Marescialli, sede del Consiglio Superiore della Magistratura. In pausa pranzo i togati ci andavano per consumare il pranzo su 3 tavoli diversi. Attenzione, qui scatta la gerarchia ideologica dei tavoli del ristorante del CSM. Non è una boutade, non è uno scherzo, non è una sparata di qualche estremista antitogato, è il ricordo di Nicolò Zanon. Il tavolo più grande e più bello, con vista sulla piazza, era riservato ai membri di Magistratura Democratica e di Area, un'altra corrente progressista. Il tavolo un po' più centrale era per la corrente centrista di Unicost, cioè ci faceva corrispondere, come dire, la disposizione del ristorante a quella ideologica sul serio. Infine, il tavolo un po' più piccolo e appartato era per la corrente conservatrice. Insomma, li mettiamo un po' in fondo, i conservatori non facciamoli vedere tanto, soprattutto non diamo la vista sulla piazza a questi, diciamo, magistrati di serie B. Cioè, questa fotografia che Zanon ci restituisce tramite aneddoto oggi sulla Verità è la fotografia perfetta di quello di cui stiamo parlando. Il palazzo che ospita il Consiglio Superiore della Magistratura, quindi il luogo dove al massimo grado dovrebbe essere rappresentata la solennità, l'importanza, fin la nobiltà del potere o ordine meglio giudiziario. Ebbene, anche in quel palazzo, nel ristorante di quel palazzo, veniva praticata una lottizzazione fisica esplicita dei tavoli con una gerarchia a seconda delle correnti di appartenenza dei magistrati. C'è una scena da commedia all'italiana, tu te la puoi immaginare, non so, in un film di Monicelli, di Dino Risi, e invece è la realtà del CSM. Poi Zanon spiega come venivano appunto lottizzati anche i magistrati segretari. Ricorda che il primo a scrivere che il pubblico ministero è solo una parte del processo fu un tal Giacomo Matteotti. Ricorda che fu il fascismo con la proposta sull'ordinamento giudiziario di Dino Grandi a teorizzare l'unità delle carriere tra giudici e PM, quindi stana anche la farlocchissima e stantia retorica antifascista in difesa dei valori costituzionali e resistenziali che col referendum non c'entrano una mazza, c'entrano i canoni di una giustizia civile che sia davvero a garanzia anche dell'indagato imputato. Però l'immagine superata, rimangono i tavoli lottizzati del CSM. Voi avete capito con cosa abbiamo a che fare? È più di un argomento. È una fotografia che potete appendervi alla macchina, in ufficio, ovunque, che vi ricorderà da un punto di vista proprio immediato, da un punto di vista diciamo del cuore più che della ragione, eppure il cuore ha le sue ragioni, per cui bisogna veramente mettere fine all'ideologizzazione dell'ordine giudiziario
Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18.